Agevolazioni in pillole del 25 giugno 2025. Anche questa settimana vediamo assieme quelle che sono le novità nell'ambito di incentivi ed agevolazioni. Partiamo subito con una brutta notizia. Per Industria 4.0 i fondi sembrano esauriti. Dal 17 giugno 2025 infatti è diventata operativa la nuova procedura per la prenotazione del credito imposta 4.0 che sostituisce quella che era in vigore precedentemente. Dal 18 giugno, per chi presenta una nuova prenotazione, il portale restituisce il messaggio: le risorse sono esaurite. In caso di nuova disponibilità saranno messe a disposizione secondo l'ordinamento delle richieste pervenute. È quindi a questo punto importante procedere al più presto con la prenotazione per assicurarsi la migliore posizione possibile in lista d'attesa nel caso in cui si liberino delle risorse o eventualmente venga incrementata la dotazione. Quindi attenzione, procedere al più presto con questa prenotazione. Eurostars, contributi per la ricerca e sviluppo. È in apertura la prossima call del fondo Eurostars che finanzia progetti internazionali di ricerca e sviluppo. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% per i progetti di ricerca e del 25% per lo sviluppo sperimentale. È necessario che il progetto sia presentato da almeno 2 soggetti indipendenti di paesi diversi aderenti ad Eurostars. La scadenza della prossima call è per il 4 settembre 2025. Attenzione che si tratta di bandi particolarmente complessi e quindi se decidete di partecipare a questo bando l'invito è quello di accelerare il più possibile la presentazione. Lombardia linea sviluppo. È stato rifinanziato il bando della Lombardia a favore dell'ammodernamento e dell'ampliamento produttivo delle aziende della Lombardia. Sono stati aggiunti 25 milioni di euro alla dotazione iniziale. Si tratta di un bando con aliquote a fondo perduto differenziate in base all'ubicazione dell'impresa e dell'intervento e alla dimensione aziendale. L'agevolazione porta con sé anche una garanzia regionale gratuita per un finanziamento a medio e lungo termine. Lombardia rafforza e innova. La Regione Lombardia prosegue nel suo impegno a supporto dell'innovazione e lo sviluppo delle imprese del territorio. È stato infatti pubblicato il bando Rafforza e Innova 2025, che è una misura destinata alle PMI con sede operativa in Lombardia. L'obiettivo di questo bando è promuovere progetti di trasferimento tecnologico e la definizione di soluzioni innovative, favorendo la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca. Il bando prevede un contributo a fondo perduto fisso di 30.000 euro a fronte di investimenti minimi di 50.000 euro. Tra gli interventi finanziabili rientrano lo sviluppo di proof of concept, i prototipi, gli MVP per progetti che siano avviati a partire dal 17 dicembre 2024. Lo sportello per la presentazione delle domande aprirà il 30 giugno 2025. Veneto bando per l'internazionalizzazione dei settori fashion, interior design e sport. La Regione Veneto ha pubblicato un bando che prevede incentivi per l'internazionalizzazione delle PMI e dei professionisti con sede operativa in Veneto. Questo bando si rivolge specificatamente alle filiere del fashion, dello sport e dell'interior design, offrendo un'opportunità strategica per la crescita sui mercati esteri. Le agevolazioni comprendono una serie di servizi gratuiti erogati da Veneto Innovazione per la fase 1 con un valore massimo di 9.519 euro e un contributo a fondo perduto fino all'80% per la fase 2 con un contributo che può arrivare fino a 23.813 euro. Le attività della fase 1 includono assessment, seminari formativi, matchmaking di filiera, incoming di operatori stranieri e coaching personalizzate. Le domande per queste filiere possono essere presentate a partire dalle ore 10 del 17 luglio 2025 fino alle ore 12 del 30 settembre 2025. Si tratta di un bando a graduatoria di merito, quindi la scadenza rilevante è quest'ultima che vi ho detto. Anche per questa settimana è tutto. Se avete trovato utili e interessanti queste notizie, vi invito a mettere un mi piace e a condividere con chi ritenete possa essere interessato. Per approfondimenti e assistenza alla presentazione di questi bandi, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it, dove trovate anche i miei contatti. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.